il paese della musica, è Kecskemét in Ungheria, dove le scuole intitolate a Kodály applicano il pensiero pedagogico del grande compositore. Kecskemét è una delle cittadine più belle della pianura ungherese. Le campane del municipio segnano le ore suonando un antico canto popolare. In questa scuola la musica è importante. Fino a qualche anno fa si studiava in ogni classe per un'ora al giorno. I programmi didattici sono cambiati, ma il canto e l'ascolto restano discipline fondamentali, come la matematica o l'espressione linguistica. Il nostro obiettivo non è formare musicisti professionisti, anche se ci sono ragazzi che poi proseguono gli studi musicali. Il nostro obiettivo è dare ai bambini una formazione più ampia, renderli più ricchi anche grazie alla musica. Questa scuola, dove ogni amante della musica vorrebbe vedere i propri figli, fu fondata nel 1950 da Zoltán Kodály, compositore, etnomusicologo e pedagogista nato proprio a Kecskemét alla fine dell'Ottocento. La musica, secondo Kodály, è un linguaggio di tutti e quindi alla portata di tutti. Si impara così, come stanno facendo questi bambini, cantando, giocando, usando le mani come fossero un pentagramma, educando l'orecchio a riconoscere i suoni. Kodály Zoltán szavaival tudok válaszolni. Oggi ci sono molti studi che dimostrano quello che Kodály l'aveva intuito. La musica sviluppa la creatività e aiuta a crescere in modo armonico. I nostri studenti, quando lasciano questa scuola, ottengono risultati migliori anche nelle altre discipline. In questa scuola, dove non è raro incontrare ospiti che arrivano da molto lontano, si studia dai 6 ai 14 anni. Poi i ragazzi possono frequentare un liceo musicale e, sempre a Kecskemét, in quello che un tempo fu un convento francescano, l'istituto Kodály, dove la musica diventa accademia e i corsi sono frequentati da studenti di tutto il mondo. Qui ho trovato un ambiente bellissimo in cui la vita musicale, in cui vivo la musica al 100% in un modo professionale ma anche gioioso. La cosa infatti più straordinaria è proprio stare in un paese dove la musica ha un ruolo importantissimo nella società, non solo nell'educazione ma proprio in tutti gli strati della società. Giovanna Vagata trascorrerà un anno di perfezionamento a Kecskemét. Quando tornerà in Italia sarà un'insegnante di educazione musicale con una marcia in più.